Mercoledì 17 novembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi i nostri argomenti: giovani e imprese agricole nella nostra regione, un incontro contro la violenza sulle donne a Catania e poi il nuovo libro della collega Adelaide Barbagallo scritto con Don Bucolo. Prima cominciamo con le notizie di cronaca. Una di poco fa: lotta al lavoro nero. La polizia di Catania è impegnata dall'alba in un'operazione che ha portato finora all'arresto di 3 persone nel catanese accusate di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Invece, altro argomento, le tragedie sulla strada, una in particolare a San Gregorio. Un 50enne di origine milanese residente a Siracusa ieri nel pomeriggio è stato travolto e ucciso in autostrada mentre si trovava fermo sulla corsia preferenziale. Aveva bucato una gomma, stava aspettando i soccorsi quando è stato preso in pieno da un'auto. Vediamo. Travolto da una macchina mentre aspettava il carro attrezzi, è accaduto ieri nel primo pomeriggio a San Gregorio. Una morte terribile per Salvatore Campisi, un 50enne milanese di origine residente a Siracusa, imprenditore agricolo che intorno alle 15:30 è stato preso in pieno da una macchina sull'autostrada Messina-Catania, circa 600 metri prima del casello di San Gregorio, in direzione del capoluogo etneo. L'uomo era sceso dal suo SUV per controllare una ruota bucata, mentre si trovava sulla corsia di emergenza per controllare lo stato dello pneumatico in attesa del carro attrezzi che aveva chiamato poco prima. È stato investito da una macchina. Il 50enne è morto sul colpo nonostante i soccorsi e il 118 intervenuti sul posto. Gli agenti della stradale hanno proceduto ad analizzare le strisce rimaste sull'asfalto per capire se la macchina poteva evitare l'uomo e per verificare la velocità del mezzo coinvolto e la distanza di sicurezza mantenuta dall'automobilista. Saranno utili alle indagini anche le dichiarazioni dei testimoni. Inevitabile la paralisi del traffico, rimasto bloccato per diverse ore. Luca, cosa dicono i quotidiani su questo incidente e anche altri forse? Oggi, ieri ricorreva proprio la giornata, dedicata alle vittime della strada, la Sicilia, racconta una scia di sangue in questo fine settimana, strade rosse di sangue. Questo è la Gazzetta del Sud, nella pagina di Sicilia, quindi anche il giornale Sicilia. Le strade rosse di sangue, 5 morti nel fine settimana, e li elenca tutti. Un palermitano a Santo Stefano di Camastra, un 16enne morto a Montevago e un siracusano, appunto quello di cui parlava il servizio, morto sulla Messina-Catania per una gomma bucata. Poi si aggiungono altre tragedie avvenute a Ribera e a Randazzo, quindi certamente una scia di sangue che deve far riflettere, soprattutto anche per le condizioni delle nostre strade. È impensabile che sulla autostrada A18 non succeda ancora questa cosa. Passiamo all'altro, grazie Luca. L'attualità politica: Fratelli d'Italia ha festeggiato i 3 anni di governo Meloni. A Palermo sorrisi, numeri per il partito, ma l'inchiesta che ha travolto la Democrazia Cristiana di Cuffaro continua a tenere banco e il ministro Musumeci ha detto che la regione siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo. Vediamo. Nel pieno del terremoto politico in Sicilia, Fratelli d'Italia oggi ha festeggiato a Palermo i 3 anni di attività del governo Meloni. Numeri, stabilità governativa, ma a tenere banco e ovviamente l'inchiesta su sanità e appalti che ha travolto la DC di Totò Cuffaro. Presente alla convention anche il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ha commentato così lo scandalo sanità e appalti. Vedo in giro tanta ipocrisia, ecco. Non ho detto questo. Tanta ipocrisia. La regione siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare. Lo diceva Giuseppe Alessi parlando dell'immediato dopoguerra. Quindi nessuno si sorprenda. Il problema è capire se si accetta questo sistema e si diventa complici
o se invece ti metti di traverso e allora ti isolano e diventi divisivo, diventi un problema. L'inchiesta non crea crepe nella maggioranza, ribadisce Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia. Spaccature non ce ne sono, la maggioranza è coesa, arriveremo tranquillamente fino alla fine della legislatura e governeremo anche quella successiva. Sicuramente noi siamo una forza legata alla legalità, siamo una forza legata alla trasparenza, quindi ci sono delle inchieste in corso che faranno il loro epilogo. Noi siamo impegnati a far sì che la legislatura finisca venendo incontro alle esigenze dei siciliani, quindi stiamo lavorando per una finanziaria che venga realmente incontro a quelle problematiche della Sicilia, avendo anche una discreta situazione economica finanziaria. Il nostro obiettivo è una maggioranza di destra coesa, sicuramente senza fare sconti a nessuno. E questo sicuramente campeggerà sui giornali di oggi, vero Luca? Sì, soprattutto per le parole di Nello Musumeci, ovviamente il resto è solamente, come diciamo noi, fuffa politica, però le parole di Nello Musumeci, un ministro del governo Meloni, ex presidente della regione, ovviamente diventano importantissime. Allora la raccontiamo sui due fronti, sui due versanti. Partiamo dal giornale Sicilia, la regione fondata sulle clientele, diventa il titolo di apertura del quotidiano di Palermo, della convention di Fratelli d'Italia, la bordata dell'ex presidente Musumeci: se ti metti di traverso ti isolano. Questo è un rimando, diciamo, a quello che ha fatto lui quando era presidente della regione, che ha tentato, diciamo, di isolare e di tenere fuori alcuni elementi, diciamo, alcune clientele o potenziali clientele. Quindi lui in questo caso sta riportando, diciamo, in vita quello che fu il suo governo, l'esperienza del suo governo. La regione fondata sulle clientele ovviamente è riferita ovviamente all'indagine che ha decapitato la DC. Vedo in giro tanta ipocrisia, dice il ministro, ma la regione appunto è fondata su questo sistema clientelare, sul consociativismo, e queste sono le parole che abbiamo sentito. Giornale Sicilia e anche Gazzetta del Sud, che titolano così: la regione fondata sul clientelismo, e poi sull'ipocrisia, insomma, ci ha ricamato il ministro. Però che cosa è successo a questa convention? Alla convention era presente anche il presidente Schifani. Ora, chi segue le vicende, insomma, della regione sa che Musumeci, diciamo, se Schifani viene dopo Musumeci su una vicenda, diciamo, che è quella della ricandidatura, quindi Musumeci, diciamo, non ha mai accettato un confronto o un dialogo con Schifani. Infatti titola la Sicilia a pagina 3: Musumeci Schifani, incrocio vietato, passato e presente e in gioco c'è il futuro, anche perché qualcuno, diciamo, ha ritirato fuori il nome di Musumeci come prossimo presidente della regione, anche se lui ha sempre negato. All'evento di Fratelli d'Italia a Palermo però il governatore incassa, come abbiamo sentito, la fiducia degli alleati. Potrebbe essere un nome sul campo. Grazie Luca, vediamo l'attualità politica di Catania. Via libera al rimpassino di giunta, cosiddetto rimpassino. Il sindaco trentino accelera sui cambi nella squadra di governo. Oggi sono attese le dimissioni di Sergio Parisi, che è l'assessore allo sport e ai lavori pubblici. Vediamo. Via libera al rimpastino di giunta. Il sindaco di Catania, Enrico Trentino, che in questi giorni sta fronteggiando i disastri causati dall'incendio alle ciminiere, è costretto ad accelerare sui cambi nella squadra di governo della città. Con le dimissioni di Sergio Parisi, che rassegnerà ufficialmente domani mattina le deleghe allo sport, alle politiche comunitarie, ai fondi europei e ai lavori pubblici, si libera anche l'ultima casella che i partiti della coalizione di centrodestra occuperanno per ridefinire gli equilibri e gli appetiti interni. Nei giorni scorsi si era dimesso anche il professore Paolo La Greca all'urbanistica. In precedenza aveva lasciato il comune anche Alessandro Porto, che aveva le deleghe alla viabilità e alla protezione civile. E domani mattina si dimetterà ufficialmente anche Bruno Brucchieri, delegato ai servizi sociali, all'inclusione e alla famiglia. Il timing del rimpasto prevede la consegna delle dimissioni nella prima mattinata, poi, intorno alle 12:30, la nomina dei nuovi assessori. Dovrebbero entrare in giunta Daniele Bottino, in quota Fratelli d'Italia nella corrente Galvagno-Ruggero Razza, Luca San Giorgio, ex capogruppo comunale di Fratelli d'Italia in quota Salvo Pogliese, e Carmelo Coppolino, medico e imprenditore in quota MPA, sostenuto dal deputato regionale Ludovico Balsamo. Nell'ottica di una riorganizzazione interna al partito degli autonomisti di Raffaele Lombardo, lascerà la giunta anche l'assessore Bruno Brucchieri, al suo posto
dovrebbe subentrare Serena Spoto, consigliere comunale vicina al presidente del Consiglio Sebastiano Anastasi. Nella più ampia lettura politica, il sindaco trentino, se fosse tutto confermato, perderebbe i suoi 2 assessori tecnici di riferimento, Parisi e La Greca, cedendo così alle pressioni del suo stesso partito. Al momento restano i dubbi sulla riassegnazione delle deleghe. Sembra certo però che il sindaco tratterrà a sé le competenze ricoperte da Sergio Parisi, che in questi anni ha portato 206 delibere per un totale di oltre 500 milioni di investimenti che hanno rivoluzionato la città, consentendo la transizione al green attraverso un massiccio utilizzo di fondi europei. Lasciamo Catania, ci occupiamo della Sicilia nel suo complesso, pubblicata la nuova classifica sulla qualità della vita nelle province italiane e ancora una volta Caltanissetta si conferma fanalino di coda e non va meglio per le altre province siciliane, sempre agli ultimi posti. Vediamo i particolari. La nuova edizione dello studio annuale sulla qualità della vita realizzato da Italia Oggi insieme a Ital Communication all'Università La Sapienza consegna un verdetto durissimo per la Sicilia. Caltanissetta è ultima, 107esima su 107 province italiane e il dato diventa simbolo di un divario strutturale che investe l'intera isola. L'indagine prende in esame 92 indicatori: lavoro, reddito, sicurezza, formazione, servizi, salute e ambiente. E proprio su molti di questi fronti la provincia nissena mostra le difficoltà maggiori: pochi posti di lavoro, redditi bassi, scarsa presenza di imprese e un sistema di servizi che fatica a rispondere ai bisogni dei cittadini. Eppure non tutto è negativo. Gli indicatori relativi alla sicurezza e al sistema sanitario non collocano Caltanissetta tra le peggiori, ma l'insieme delle criticità trascina la provincia all'ultimo posto in Italia. Caltanissetta paga anni di ritardi strutturali, poche opportunità per i giovani, servizi insufficienti e un'economia che non riesce a decollare, ma ad essere in difficoltà è l'intera Sicilia. Nella parte bassa ci sono infatti quasi tutte le province dell'isola, la migliore è Ragusa ma solo all'87° posto, seguono Trapani, Enna e Catania, comunque lontane dalle città del centro-nord, più giù Palermo, 100esima, Siracusa e Messina ancora più indietro, Agrigento 105esima. La classifica conferma quindi un divario nord-sud sempre più marcato. Svetta sul podio Milano con il mercato del lavoro più dinamico e un reddito pro capite tra i più alti d'Italia, al secondo posto Bolzano per la qualità della vita e servizi eccellenti e infine Monza Brianza per la sua ricchezza e qualità urbana. A te Luca. Qua insomma ci potremmo ricamare pagine, però insomma partiamo dalla nostra fotografia. Allora partiamo con la Sicilia, prima pagina. A Milano la vita è bella, a Caltanissetta invece c'è la maglia nera, qualità urbana, eccola qua, la classifica, cresce il divario nord-sud come abbiamo sentito nel servizio. Catania a 0 punti sull'ambiente, quindi insomma anche questi insomma poi sarebbero dati da analizzare singolarmente. E poi male tutte le città siciliane. La classifica l'abbiamo vista diciamo in qualche modo anche nel servizio, eccola qua, Milano prima, Caltanissetta ultima, Catania al 100° posto. Va male tutta la Sicilia, ecco le ultime 5 province della classifica. Al 107° posto c'è Caltanissetta, poi le 2 città calabresi risalendo diciamo verso l'alto, 106 Crotone, Reggio Calabria, Foggia in Puglia e poi Agrigento, quindi insomma certamente male tutta la Sicilia, ma questa ormai è notizia nota. Le prime, anche queste, notizia nota, Milano, Bolzano e Bologna, dove si vive una qualità della vita eccellente, ma anche Firenze e Monza Brianza, insomma per quello che abbiamo sentito. Su queste classifiche poi insomma ci si ricama molto anche da parte di chi è dietro, no? Però insomma la vita, il costo della vita eccetera, però insomma diciamo su parametri oggettivi questi sono i risultati. Allora andiamo a Caltanissetta, ultima città in classifica, ecco la prima pagina di Caltanissetta. L'imprenditore dice non diamo illusioni ai giovani e si valorizzino le competenze. Anche queste frasi già sentite, però insomma l'imprenditore dice una cosa importante: l'idea del posto fisso non esiste più. Questo è un imprenditore di San Cataldo, insomma, che guida e progetta un gruppo importante. Sicurezza sociale, eccolo qua, e occupazione, gli indici sono in calo. A Caltanissetta insomma il problema diciamo se lo pongono almeno oggi
in questa prima pagina provinciale. Sempre dagli giornali regionali, qualità della vita, Messina, qua prendiamo Messina perché abbiamo la pagina di Messina dalla Gazzetta del Sud che analizza proprio la propria situazione. Qualità della vita, Messina fa un balzo in avanti di 13 posizioni, quindi insomma visto che diciamo, Messina rinnoverà anche prossimamente la propria amministrazione, quindi qualcuno qua insomma comincia anche a farsi i conti. Miglioramento netto secondo il report di Italia Oggi, anche se non c'è molto di cui vantarsi, siamo ancora al 90° posto su 107 province. Il Sud come sempre piange. Tra le migliori performance quelle dei settori salute, turismo e sicurezza. Si rimane molto indietro, e questo diciamo è generalizzato, su reddito, ambiente, lavoro e istruzione, le piaghe della nostra isola. Se vuoi Michele continuiamo con la rassegna stampa, diciamo, tu, sì. Anche diciamo, cambiando delle notizie. Allora ritorniamo sulla prima pagina della Sicilia. Di spalla c'è un po' di autopromozione da parte del giornale che oggi esce dopo 30 anni anche a Roma e a Milano, nelle edicole di Roma e Milano, quindi c'è insomma la scritta dell'editore e addirittura un messaggio del presidente Renato Schifani che dice una scelta di coraggio. Però vediamo le notizie. La rinascita è qui Messina dell'area Fronte Mare, la fiera Verde Speranza, quindi c'è un approfondimento che racconta appunto un po' di Messina. Incidenti, weekend terribile, come abbiamo visto, 9 vittime, 3 nell'isola di cui abbiamo già parlato. E andiamo a vedere invece le altre notizie dai giornali, restiamo sulla Sicilia, questa è la prima pagina di Catania che diciamo, ha un focus diciamo, originale del giornale che mette appunto a centropagina il parcheggio scambiatorio dei 2 obelischi, un parcheggio che doveva come dire, migliorare la funzionalità e la viabilità urbana alleggerendo appunto il centro storico dalle auto, però le auto non parcheggiano lì per prendere e poi diciamo, gli automobilisti diciamo, non prendono l'autobus, quindi solo 100 auto in sosta su 720 stalli, quindi qualcuno ci crede ancora, però altri insomma, preferiscono arrivare con l'abitudine ormai antica siciliana fino a sotto l'ingresso del negozio, insomma, con l'auto, nonostante i divieti, nonostante insomma, tutti gli stop. Parcheggio semivuoto, nonostante le tariffe comprese di bus, che appunto tariffe che in questo caso sono anche convenienti. Ieri abbiamo raccontato nel telegiornale, sono stati intercettati e sequestrati 1500 bombe carta, quindi un carico di ordigni micidiali, come detto del giornale, bombe carta e palloni di Maradona spedite in città tramite un corriere, quindi insomma con il pericolo insomma, che ha accompagnato anche questo trasporto. Il materiale è stato distrutto nella cava, qui vediamo insomma una foto dell'operazione di sequestro. E poi notizie che arrivano dalla città e dalla provincia, le troviamo in taglio alto, eccole qua, e le troviamo di spalla. In questo caso oggi abbiamo Sant'Agata dei Battiati, 2 milioni di fondi europei per migliorare la mobilità dolce, e Sancono, i lavori per sistemare il percorso della strada provinciale 60 e 143. Sagnoni La Punta, eccolo qua, semaforo spento, pedoni a rischio. Questo è un semaforo diciamo importante perché si trova nei pressi di un centro commerciale in una delle vie più trafficate insomma, dell'Interland, si chiama la Catira Santa Lucia, quindi insomma il semaforo spento è una denuncia insomma, del giornale. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia nella provincia di Ragusa. Perché Ragusa comunque si conferma sempre una città con molte tensioni. In questo caso c'è un'aggressione o meglio una denuncia di aggressione tra consiglieri comunali a Modica. Io aggredita da un collega, mi sembra un'invenzione, risponde l'altro. La denuncia è stata fatta dalla consigliera Guccione, il consigliere accusato Civello replica. Però è sintomatico di una città, di una provincia che in questo momento sta vivendo, come dire,
un momento in qualche modo difficile. Tra l'altro questa si collega anche a un'aggressione che c'è stata qualche giorno fa, o meglio presunta aggressione da parte del sindaco di Catania a un consigliere comunale, poi smentita, insomma, però nelle amministrazioni comunali non si va d'amore e d'accordo, non si è mai andato d'amore e d'accordo, però insomma qui cominciano a diventare troppi anche i casi. Andiamo a vedere invece e ritorniamo sulla prima pagina del Giornale Sicilia, l'apertura dedicata alla politica, alle parole di Musumeci, ma ci sono anche altre notizie, l'incidente stradale, 5 morti in 48 ore e poi una notizia che troveremo ovviamente in tutte le pagine dei quotidiani nazionali, lo vedremo tra un po', la notizia di questo fenomeno che si chiama Jannik Sinner, che ha vinto contro il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz in 2-7, ha vinto le ATP Final, il trofeo dei maestri, quindi vince per la seconda volta consecutiva. E l'Italia, insomma, che ha perso malamente contro la Norvegia. Questo è il Giornale Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud e qualche pagina interna se ce la facciamo. La Gazzetta del Sud di spalla mette le notizie ovviamente di sport a centropagina, come accade sempre il lunedì, il Messina che passa in casa della Gelbison in Serie D, e poi Sinner a centropagina con le fotonotizie, la qualità della vita che appunto vede Messina risalire, ma mette in pagina il durissimo intervento di Mattarella, al Bundestag, al Parlamento tedesco, un intervento che troveremo tra un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, l'intervento contro diciamo la bomba atomica. Vedo nuovi dottor Stranamore, adesso spiegheremo anche perché con tante curiosità. Rientriamo nel giornale, eccolo qua, con sempre dal Giornale Sicilia. Scusate, per vedere il racconto di Musumeci, la regione si fonda su nuove clientele e consociativismo, però diciamo come dire, focalizziamoci anche sull'intervento del coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Luca Sbardella, che ha sottolineato, lo abbiamo sentito anche nel nostro servizio poc'anzi, che Fratelli d'Italia è contraria alle elezioni anticipate, resta cauto sullo Schifani bis, è possibile, ma se ne parlerà alla fine. Perché questa posizione è importante? Perché la posizione, diciamo, di Fratelli d'Italia è una posizione diciamo di rottura rispetto ad altri alleati del governo Schifani, e quindi poteva essere, come dire, qualora fosse contraria invece alla permanenza del Presidente, poteva essere una voce diciamo, che poteva rafforzare anche la richiesta delle opposizioni di andare al voto anticipato. Invece per Sbardella mette tutti, diciamo, calma e gesso, come si dice in questi casi, andiamo avanti fino alla fine. A te, Michele. Grazie Luca, adesso che è lunedì mattina diamo subito un'occhiata al traffico di Catania, andiamo a Tondogeni in diretta, vediamo che situazione c'è. Vabbè, situazione direi scorrevole, ci sono molte macchine ma niente di particolare. Laggiù in fondo vedete quelle ferme perché c'è il semaforo pedonale, giustamente si fermano e poi dopo riprende il traffico. Andiamo a vedere un po' l'Etna, ci manca, così con la scusa guardiamo il cielo, bello, azzurro, perfetto, un po' di vapori che escono sul lato destro, vedete, del vulcano. Vediamo Taormina, adesso con ancora l'Etna sullo sfondo, eccola qua, sempre splendida, bellissima, bellissimo il mare. Beh, direi che ci possiamo rifare gli occhi, nel frattempo faremo una pausa e poi tra poco torneremo con Luca Ciliberti per le notizie della stampa nazionale, e noi parleremo con Francesco Ferreri, che è presidente della Coldiretti Sicilia, di giovani e imprese agricole in Sicilia. Vedremo che stanno rimontando. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali con Luca Ciliberti.
Grazie Michele, prima di sfogliare i quotidiani nazionali vediamo la prima pagina anche di Sicilia Web che insomma aggiorna costantemente le notizie. La tratta di esseri umani della quale hai dato notizie in apertura del telegiornale diventa anche l'apertura del sito, 3 arresti a Catania, vedremo insomma con gli aggiornamenti della questura insomma cosa è successo. E poi gli incidenti stradali, abbiamo visto c'è anche questa notizia molto curiosa, l'auto impazzita piomba su un bar, siamo a Siracusa, tra i feriti anche un ragazzino. Allora torniamo, questa è la prima pagina di Sicilia Web, invece torniamo sui quotidiani nazionali e andiamo a vedere le prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. Oggi c'è molta politica internazionale diciamo sui racconti dei quotidiani, dai nuovi raid russi in Ucraina alle questioni che riguardano insomma gli Stati Uniti, il caso Epstein, persino il ballottaggio ovviamente in Cile. Ma noi ci concentriamo però anzi i quotidiani nazionali, perché noi raccontiamo insomma quello che raccontano i quotidiani nazionali, raccontano insomma le parole di Mattarella, parole importanti, parole pesanti anche diciamo nei contenuti sulle questioni diciamo di politica internazionale. Allora il Corriere della Sera, apertura, a fondo del Colle, crimine, la guerra d'aggressione, queste sono le parole di Mattarella, fermare i nuovi dottor Stranamore. Lo ripete, insomma, il riferimento ovviamente al famoso film di Kubrick, non certo alla trasmissione televisiva, dove appunto l'amore diciamo per la bomba atomica, insomma, come dire, in qualche modo era la linea, il filo conduttore del film. Troppi stranamori appunto che amano la bomba atomica, la guerra d'aggressione è un crimine. E poi nel data room di Milena Gabanelli ci sono tutti i numeri delle sicurezze interne del nostro paese, anche questo un approfondimento certamente da leggere. Poi a tutta pagina, guarda qua che bella foto di Yannick Sinner che trionfa alla grande agli ATP Finals di Torino. Sinner trionfa nella grande sfida dei fenomeni. E poi la manovra, come dicevo prima, è scontro aperto e sullo sciopero la frenata di Fratelli d'Italia. I sindacati all'opposizione erano subito insorti definendo incostituzionale l'emendamento sul preavviso di sciopero e ieri Fratelli d'Italia ha deciso di ritirarlo, penserà a un disegno di legge, e sul condono edilizio in manovra si discute ancora. Questo è come dire, un tema anche elettorale. Vediamo dentro le parole di Mattarella, dentro il quotidiano. Mattarella ha parlato al Bundestag, al Parlamento tedesco, lanciando appunto l'allarme sul nucleare. Guardando verso Mosca, perché è là che punta il dito il presidente Mattarella, dice la sovranità di un popolo non si esprime nel diritto di portare guerra al vicino. Senza temere nuovi attacchi verbali del Cremlino, ricorda a Putin che la guerra di aggressione è un crimine, citando Robert Jackson, procuratore del Tribunale di Norimberga, quando diceva che attaccare militarmente un altro paese non deve portare alla gloria, ma alla cella di una prigione. Importanti. Ricordo che Mattarella diciamo, è stato messo nella lista di proscrizione della Russia, è uno di quelli insomma, messi all'indice da Putin, e lui lo ricorda anche in questi passaggi. Insomma un presidente Mattarella, devo dire, che sta dimostrando tutta la sua forza comunicativa. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Repubblica, anche qui Mattarella, un crimine, la guerra d'aggressione, vedi il racconto insomma, diciamo, cammina tutto sullo stesso filo, sul rischio atomico avverte all'orizzonte nuovi dottor Stranamore. Ancora la foto di Sinner che trionfa agli ATP Final. Vediamo anche la stampa ha un'apertura diciamo così tra virgolette originale, fuori diciamo dal racconto che fanno gli altri quotidiani, è un'inchiesta interna sulla sanità con un'intervista poi al ministro Schillaci, meno visite private in ospedale. Il ministro Schillaci, stop alla libera attività dei medici in caso di liste d'attesa pubbliche troppo lunghe. In Sicilia non dovrebbero esistere in teoria professionisti privati. Retromarcia sulle nomine e adesione allo sciopero, sul contorno Piantedo si attacca, scontro con l'opposizione. Sinner ovviamente in prima pagina, anche qui è Mattarella di spalla, eccolo qui, lo sottolineiamo,
contro il dottor Stranamore, quindi contro il pericolo dell'atomica. Vediamo in pagina appunto il racconto della Stampa, scorriamo le pagine, eccoli qua i numeri impietosi, i numeri del dossier, RSA, la corsa a ostacoli, il costo delle rette in crescita, liste d'attesa di un anno e rimborsi col contagocce. Questa è una fotografia diciamo nazionale, poi ovviamente ogni regione ha le sue particolarità, come sappiamo noi siamo anche qui in coda diciamo per i numeri negativi. I prezzi si aggirano sui 3.000 euro mensili, metà dei quali a carico dell'ASL, spesso però i limiti di legge fanno ricadere tutta la spesa sulle famiglie, quindi le visite private. E poi faccio vedere anche, sempre da queste pagine, eccolo qua, l'intervista al ministro Schillaci: potenziare l'assistenza domiciliare, pronti a sospendere l'intramenia. Sono parole diciamo abbastanza pesanti diciamo, sul tema, con liste d'attesa troppo lunghe, stop all'attività privata dei medici in ospedale. Vedremo cosa succederà. Ritorniamo sulle prime pagine dei giornali per leggere ancora gli altri quotidiani, e adesso andiamo sul Gruppo Quotidiano Nazionale. Il Giorno, pensioni, la Lega punta i piedi. Anche questo è un tema di campagna elettorale, perché la Lega non vuole che si aumentino i 3 mesi, diciamo l'aumento di 3 mesi per l'inizio dell'età pensionabile, che in questo caso salirebbe, e salta la stretta sugli scioperi. Manovra il Carroccio, vuole bloccare l'innalzamento dell'età d'uscita dal lavoro, e invece Fratelli d'Italia rinuncia alla norma antiserrata che abbiamo già raccontato, e Sinner in primo piano ancora qui nel racconto dei quotidiani. Il Messaggero, un altro quotidiano generalista che mette in prima pagina gli aumenti fino a 184 euro per i lavoratori statali, subito al via i tavoli per il rinnovo dei contratti, disponibili quasi 10 miliardi. Manovra, c'è un asse bipartisan in Parlamento per la proroga di Operazione Donna e Quota 103, che sono appunto i limiti pensionistici che in questo caso rimarrebbero vigenti. E dal Sole 24 Ore ti faccio vedere l'apertura. Anche questa è un'apertura, si dice così, fredda, perché insomma oggi il lunedì il Sole 24 Ore mette queste analisi. Tempi lunghi per il matrimonio, stiamo parlando dei giovani, figli, studio e casa. Il 63% dei maggiorenni under 35 vive ancora con i genitori. L'autonomia è sempre più cara, pesa soprattutto la difficoltà di trovare un impiego. In realtà in tutta Europa non è così, quindi bisogna anche sottolineare questo aspetto. E poi invece Italia Oggi mette la classifica anticipata diciamo da quasi tutti i quotidiani. Oggi la classifica della qualità della vita, Milano prima per tenore di vita, e poi tutta la classifica delle migliori e delle peggiori. Prego. Posso far notare che Milano è all'ultimo posto per sicurezza, hai visto lì nel sommario? È all'ultimo posto quanto a sicurezza. È un tema sul quale ovviamente si insiste e si dibatte, quindi sulla qualità della vita, quello che dicevamo prima, no? Cioè, su questi parametri oggettivi c'è chi insomma si focalizza su alcuni, chi su altri, magari legge in maniera diversa appunto queste classifiche, che poi oggettivamente tengono conto di tanti parametri, e quindi poi viene fuori questa classifica dove Milano però, nonostante l'insicurezza, risulta comunque prima è la prima, certo. Insomma, dove, come titolava qualche quotidiano, la bella vita. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici. Eccoli qua. Il Fatto Quotidiano: maxi risparmi del super bonus e gravi danni da chi l'ha abolito. Quindi questo è un tema, un'apertura del Fatto Quotidiano che in qualche modo dà ragione a Conte, a Giuseppe Conte, al governo Conte, che insomma aveva varato questa misura del super bonus, da altri apostrofata come una misura catastrofica. Con gli ecobonus meno consumi, pari a 4 milioni di case all'anno, quindi è stato promosso dall'Enea. Lo mette in prima pagina il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il Giornale, eccolo qua. Lotta ai migranti in Gran Bretagna, missione morale, la ministra pakistana laburista propone una stretta per ottenere i permessi. Quindi, siccome lotta all'immigrazione clandestina, per il Giornale diventa notizia e diventa come dire, anche da evidenziare questa posizione della ministra pakistana.
E questa è l'apertura. Tra l'altro da mercoledì, lo sottolinea questo giornale, ma lo mette in prima pagina, ma ce ne sono altri, da lunedì call center selvaggi, stop con la svolta dell'Agcom, stop ai numeri stranieri camuffati, potranno, vediamo cosa succederà. Una buona notizia. Una buona notizia, diciamo, almeno dai numeri italiani non dovrebbero arrivare più telefonate, diciamo, moleste in questo caso. Velocemente vediamo altre notizie, l'apertura come sempre divertente del Tempo è molto Gozzi, il riferimento è a Roberto Fico che insomma, si è fatto fotografare sul suo gozzo e quindi diciamo, alla faccia dell'uno vale uno, diciamo, della lotta alla povertà eccetera, però questo è tutto diciamo, incanalato, incorniciato nel racconto della sfida alle regionali dove Roberto Fico è candidato in Campania con Edmondo Cirielli. Ricordo che domenica si voterà in 3 regioni, oltre alla Campania, la Puglia e il Veneto. Sono test questi un po' più importanti, un po' più diciamo, significativi per maggioranza e opposizione. Velocemente Libero e poi chiudiamo. Sentenze folli, giustizia stupefacente. Per un giudice 4 kg di marijuana sono uso personale. Il rap giustifica l'utilizzo. Quindi questa è una sentenza che tira fuori il quotidiano Libero, eccolo qua, è una storia che potrebbe intitolarsi Se 22.000 dosi di droga vi sembrano poche, racconta tante cose, la percezione che i magistrati hanno di se stessi, gli argomenti con i quali si contrappongono al governo, i criteri con cui i tribunali applicano le norme sulle tossicodipendenze e la distanza che li separa dal senso comune. Spunti di riflessione insomma sulla giustizia, sui magistrati, che anche questi vanno letti nell'ottica, diciamo, in prospettiva del referendum contro la separazione delle carriere e quindi nello scontro governo-magistratura. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di oggi, Michele. A più tardi Luca, Luca Ciliberti più tardi sarà con noi, spigoleremo ancora altre cose dai quotidiani. Facciamo una breve pausa, tra poco parliamo di giovani e imprese agricole nella nostra regione con il presidente della Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri. Vi aspettiamo. Giovani e imprese agricole di Sicilia, abbiamo il piacere di avere ospite con noi il presidente della Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ci fa piacere averla anche perché la Sicilia ha un primato per quanto riguarda il numero delle imprese agricole, vero? Siamo a 6.100 imprese agricole condotte dai giovani e questo sicuramente è un grandissimo segnale. Devo dire che poi si è anche tangibile. Negli ultimi anni abbiamo visto riscoprire produzioni anche innovative, parliamo dell'esotico, ma parliamo anche di produzioni tradizionali che i giovani sono stati in grado di scoprire e soprattutto di portare alla ribalta commerciale. Ci arriveremo. Ma siamo più avanti di Puglia, di Campania, regioni tradizionalmente, come dire? Guardi, sicuramente l'agricoltura rappresenta la nostra storia, la nostra cultura del nostro paese. Ovviamente il ritorno all'agricoltura cosa vuol dire? Ritorno alla nostra storia, alle nostre origini, che è la Sicilia, che da storicamente ha avuto tantissime dominazioni. Per chi veniva qua alla fine a produrre cibo di qualità è un ritorno normale. Oggi grazie ai giovani che comunque studiano, che sono laureati, che conoscono le lingue e soprattutto conoscono i mercati internazionali e come comunicarlo, diventa una grande opportunità. Ovviamente al netto di quelle che possono essere le difficoltà oggettive che abbiamo nella nostra isola. E gli occupati sono in crescita, in salita? Guardi, gli occupati sono sicuramente in crescita e soprattutto quello che è in crescita è il fatto che comunque ci sia la volontà di produrre prodotti di grande qualità, anche legati alla sostenibilità, al biologico, a quello che è la salute di ogni cittadino. Quindi l'agricoltore oggi fa cibo di qualità per tutti quanti noi. Non sono soltanto, come era più tradizionale, i giovani laureati in agraria, ci sono tante altre specializzazioni. Guardi, ci sono situazioni veramente interessanti, abbiamo degli ingegneri
che sono tornati e oggi conducono delle aziende agricole, ma ci sono medici, ci sono avvocati, tantissimi che hanno preso delle strade nella loro vita e poi sono voluti tornare a quelle che erano le loro origini. Poi parliamoci chiaro, mediamente in Sicilia un pezzo di terra ce l'abbiamo avuto un po' tutti, recuperarlo è sicuramente un grande vantaggio. Cosa produciamo soprattutto? Gli agrumi? Ma sicuramente gli agrumi, che sono un fiore all'occhiello. Abbiamo la possibilità di fare l'arancia rossa, la famosa arancia rossa, che per condizioni climatiche ovviamente viene molto bene nell'area del catanese, ma abbiamo anche produzioni di grandissima eccellenza anche sui limoni. Parliamo anche di prodotti che oggi vanno riscoperti, parlo del limone interdonato di Messina, che non tutti conoscono, o il famoso Femminello di Siracusa, di grandissima profumazione e amato da tutto il mondo. Poi ci sono oliveti, vigneti. Oliveti, vigneti, diciamo che dal punto di vista agricolo la Sicilia rappresenta tutto, da zootecnia di altissima qualità, quindi anche i formaggi un po' più particolari. Abbiamo un giovane under 40 che si è messo a produrre zafferano per poter fare il famoso piacentino ennese, che è un formaggio DOP della zona dell'Ennese con all'interno lo zafferano prodotto in quell'area. Beh, fantastico. E dicevo che queste nuove figure, leggo qua delle specializzazioni che neanche capisco: data analyst agricolo, esperti di sistema. Guardi, sicuramente LOT, com'è? Sicuramente oggi il fatto di avere tecnologie a disposizione hanno completamente cambiato la nostra agricoltura. Bellissimo. I grandi problemi infrastrutturali che abbiamo, parliamo appunto dell'acqua, sì, hanno dovuto imporre tecnologie nuove, quindi tecnologie per cui si fa oggi un'irrigazione, per esempio in subirrigazione, quindi senza perdere grandi quantità di acqua, e soprattutto si vanno a fare in maniera precisa e puntuale, pianta per pianta. Questo permette di avere prodotti di qualità, ma soprattutto essere sempre più sostenibili. La tecnologia oggi dà una grande opportunità all'agricoltura e i nuovi agricoltori cominciano a lavorarci. Parlo anche della possibilità di utilizzare dei droni per fare o trattamenti o sistemi normali con la riduzione del 50% dei prodotti. Una parola che ci fa venire i brividi, perché pensiamo Ucraina, cosa, cioè invece i droni servono anche, grazie al cielo, per sicuramente cose è meglio utilizzarli per produrre cibo perché per fare altro. Ma è importante questo saperlo, cioè sono importanti insieme, credo, con i satelliti, vedo qua, piattaforme digitali. Oggi è tutto, abbiamo grandi possibilità. Sicuramente utilizzarle per l'agricoltura è una grandissima opportunità, e da ogni punto di vista, quindi sicuramente l'utilizzo dei satelliti, ma anche per controllare la piovosità e le condizioni climatiche. Il meteo, che considerate che è una delle cose che io personalmente da agricoltore guardo più volte al giorno, perché, come dico sempre, io produco sotto il cielo, quindi ogni tanto devo stare attento a quello che succede, perché può cambiare la mia produzione. Ma è vero che le aziende guidate da under 35 hanno una produttività maggiore, diciamo, rispetto alla media, senza nulla togliere a chi? Sicuramente chi è più facilitato ad accedere alla tecnologia o ad avere anche un sistema mentale per poter fare controlli sia economici che di produzione ha molto chiaro quella che è la famosa contabilità industriale, per poter garantire che la produzione sia confacente a quello che è l'investimento. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un grandissimo passo avanti. L'agricoltore oggi è un imprenditore a tutti gli effetti. Se in Italia ci sono circa 50.000, pensate, 50.000 imprese agricole condotte da giovani sotto i 35, la Sicilia non è seconda a nessuno su questo. La Sicilia non è seconda a nessuno, ma devo dire che negli ultimi anni, grazie al premio che col diretti fa ogni anno, che si chiama Oscar Green, abbiamo portato alla ribalta imprese interessantissime. Appunto, chi produceva, ovviamente, che ha cominciato a produrre la frutta esotica, parliamo degli avocado, che oggi se ne parla tanto, ma è un progetto che nasce tanti anni fa da un giovane che ha cominciato a produrre l'avocado in Sicilia. Quindi anche rispetto a quello che è il cambiamento climatico, le nuove generazioni permettono di avere una ottima resilienza su quella che è le produzioni, facendo evoluzione. Ottimo questo, però non dobbiamo nasconderci qualche freno che più o meno continua a essere.
Ma guardi, i freni purtroppo li conosciamo e sono legati sicuramente al fatto che comunque dal punto di vista infrastrutturale abbiamo problemi notevolissimi. La burocrazia, come ben sappiamo e raccontiamo sempre, è un grandissimo freno e anche in agricoltura, e non vorrei che questo scoraggiasse tanti giovani che vogliono tornare a produrre del cibo. Dico sempre, l'importanza sociale oggi dell'agricoltore è un po' modificata nel percepito. Gli agricoltori fanno del cibo che deve essere sano, che è sano, e lo fanno per tutti i cittadini. Ma l'accesso al credito, vedo che ci sono delle difficoltà. Guardi, anche da questo punto di vista, sicuramente avere un giovane e metterlo nella condizione di poter fare un investimento aiuterebbe notevolmente. Quello ovviamente fa parte di una delle difficoltà che si vanno a incontrare giorno per giorno. Ma c'è una sensibilità che cresce su questo oppure? Guardi, sicuramente l'accesso al credito è anche condizionato da quello che è il gap infrastrutturale e burocratico. Se fosse più semplice ottenere o andare avanti su determinate progettazioni o su un sistema infrastrutturale che sia più sostenibile, io penso che automaticamente migliorerebbe anche la possibilità di accedere al credito. Per concludere, Presidente Ferreri, quali sarebbero gli strumenti più opportuni, anche più immediati, necessari per migliorare ulteriormente la situazione delle giovani imprese in crescita in Sicilia? Guardi, giovani imprese o comunque imprese in generale, noi in Sicilia abbiamo un problema con l'acqua, ma non perché l'acqua non c'è, perché probabilmente l'acqua la distribuiamo male. Quindi oggi penso che il primo punto per cui bisogna lavorare tutti insieme, e qua non parlo di governo e di opposizione, è una cosa che deve essere di tutti, lavorare su un sistema idrico efficiente. E le dico anche, in Sicilia acqua ce n'è tanta, è impensabile che una terra che per l'80% è montagne ed è bagnata da tutti i mari in tutto il suo periodo non abbia l'acqua. È veramente una cosa impensabile. Abbiamo un problema di distribuzione, perdiamo più dell'80% di acqua solo distribuendola. 80%? I dati dicono questo, è impressionante, sono veramente impressionanti. Quindi bisogna capire se è inefficienza o seppure c'è un sistema che va migliorato per poter dare l'acqua non solo alle aziende agricole e ovviamente l'acqua per uso civile. Detto dal Presidente Francesco Ferreri, queste informazioni sono estremamente, valgono doppio. Comunque complimenti e, come si può dire, in bocca al lupo a tutti i giovani imprenditori agricoli in Sicilia che sono in continua crescita. Grazie a Francesco Ferreri, Presidente e Coldiretti Sicilia. Noi facciamo una breve pausa e tra poco parleremo del fatto che Catania oggi si riunisce nel pomeriggio, fa una assemblea, sarà la prima contro la violenza sulle donne. Anche questo è un fenomeno che vede, come dire, una risposta sempre più importante. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì residui fenomeni interesseranno le regioni di nord-est, parte della Lombardia, perturbazione che poi coinvolgerà e si sposterà sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Sul resto dell'Italia, come in Sicilia, il contesto sarà stabile, una giornata in prevalenza assolata, anche se tenderà ad aumentare la nuvolosità via via con il passare delle ore, ma il contesto comunque rimarrà asciutto. Le temperature massime saranno tutto sommato ancora piacevoli, localmente infatti si arriveranno a toccare anche i 25-26 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, la situazione sarà più variabile, come possiamo notare dalla grafica. Alternanza tra sole e nuvole e deboli precipitazioni a carattere sparso. Le temperature massime saranno localmente in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Attenzione. Stavamo sistemando gli ultimi appunti con la nostra nuova ospite Valentina Capizzi, che è presidente dell'associazione Donne Vietato Morire. È importantissimo questo, un momento in cui purtroppo non si fa che parlare tanto spesso di femminicidi e violenza sulle donne. Donne Vietato Morire, cos'è? È un'associazione che promuove dei corsi di difesa personale assolutamente gratuiti per tutte le donne. Partiamo già dalle ragazzine dai 10 anni in su,
Promuoviamo questi corsi da ben 5 anni, non lo facciamo solo nel mese di novembre ma con cicli continui, ogni 3 mesi parte un corso gratuito, ho questo grande privilegio di collaborare con il maestro Santo Torre che è il maestro dell'Accademia Nazionale di Karate Italiana e quindi per noi è davvero un vanto questo. Vi faccio fare un'osservazione che non vuole essere, ci mancherebbe altro, ironica, ma tante volte noi diciamo il problema è un problema di cultura, è un problema di educazione sentimentale e sessuale di cui si parla molto per le scuole, certo. Adesso fino a sì, l'autorizzazione no nelle superiori, insomma c'è il dibattito in corso. Voi siete invece proprio per la difesa personale. Sì, perché come dice sempre il mio maestro, intanto la difesa parte da qui. Quindi questo significa che le nostre donne fanno un percorso e non un corso. Ciò significa che restituiamo alla donna quella che è la consapevolezza del proprio valore, della propria dignità e di quei limiti che non dovrebbero essere invalicabili. Quindi se una donna acquisisce queste competenze a livello mentale che poi vengono trasferite attraverso un corso pratico proprio fisico, determinate situazioni sicuramente potrebbero essere diminuite. Quindi è un corso di prevenzione, io lo chiamo proprio così. Ecco. Di prevenzione, per questo lo proponiamo già anche alle ragazzine dai 10 anni. Così giovane? Sì. Perché purtroppo è una piaga che si sta abbattendo anche sulla tenera età e quindi una ragazzina che fa una passeggiata il pomeriggio, una tredicenne che va a mangiare un gelato, deve essere consapevole dei pericoli che ci sono attorno. Sembrerà strano, ma la difesa inizia quando già passeggiando comincio a vedere, cosa che purtroppo io per prima ero inconsapevole, movimenti strani attorno a me. Cioè non è solo un corso che mi spiega come scappare e divincolare da un'aggressione. Ma avere lucidità. Una lucidità che mi creda non è sempre così scontata, glielo dico io che sono più grande, però da donna mi rendo conto che... Purtroppo spesso si cammina con esatto, non ci accorgiamo di chi abbiamo intorno, invece se io già comincio da lontano a vedere il pericolo, posso fare un esempio banale, finta di fare una chiamata, il mio aggressore vede che da parte mia c'è un allarme, c'è un'allerta rossa e ci pensa prima di venire da me. Quindi è veramente un percorso seguito anche da psicologi, pedagogisti, insieme al maestro Santo Torre, che cerca proprio di allargare la lente di ingrandimento e spiegare ai giovani che cosa significa la difesa. Poi c'è una parte pratica dove proprio vengono composte delle mosse, cosa succede se mi prende da dietro, se mi prende per i capelli, se mi abbatte a terra. Quello che ci tengo a sottolineare, noi non promuoviamo la violenza, non ci interessa, non si combatte la violenza con la violenza, glielo dico da educatrice, io faccio la maestra nella vita di tutti i giorni, però sapere come divincolare e scappare da un'aggressione può fare la differenza tra rimanere a terra e chiedere aiuto. Oggi a Catania in particolare c'è una riunione nell'associazione sportiva di via Scilla 9. Sì. Che succede? Cominciano proprio lì? Oggi ripartiamo con l'inaugurazione, avremo presenti delle istituzioni, il viceprefetto di Catania, la dottoressa Giuffrè, avremo altre istituzioni che verranno a spalleggiarci, avremo tanti uomini, tanti papà, tanti mariti che verranno insieme a noi a inaugurare questo nuovo corso di difesa che avrà la durata di 1 mese e mezzo, saranno circa 45 le donne che stanno partecipando, ogni lunedì alle 17:30 per 1 ora e mezza in via Scilla 9 presso l'Accademia del maestro Santo Torre. Ma poco fa ha detto ragazzine molto giovani, sì. Tutte giovani o anche... No, lo slot consideri, partiamo dai 10 ma abbiamo anche 60enni, 65enni, fortunatamente c'è una grande attenzione su questa tematica. Lei poco fa ha accennato al modo di camminare con attenzione, essere più vigili. Quindi ha detto non si tratta soltanto di sapersi divincolare, cosa estremamente importante quando ci sono degli animali che si scagliano
Ma c'è anche un lavoro sulla postura, sul linguaggio del corpo, è vero? Assolutamente, parte dalla postura, per questo dicevo prima è un discorso mentale, perché se una donna acquisisce consapevolezza di se stessa, già cambia la postura. Il mio maestro dice sempre questo, già entriamo con un'altra postura e la nostra testa già assume un'altra posizione. Questo manda già dei segnali di chi siamo, anche perché vorrei sottolineare, secondo una statistica adesso recente, su 73 donne l'83% purtroppo subisce aggressione da parte di partner o ex. Questo è allarmante perché non è solo l'aggressione stradale, il problema ce l'abbiamo dentro casa a volte, purtroppo lo dobbiamo dire, e quindi saper essere una donna consapevole che crede nel proprio valore comincia anche ad avvicinare uomini che sanno di dover rispettare questo tipo di donna. Perché una sa come vivere proprio la vita quotidiana, quindi determinate parole, perché la violenza, guardi, non è solo fisica, non è solo, c'è la violenza quella verbale ma sottile, sottointesa con le battute, con lo scherzo, parte tutto da lì, quindi ci vorrebbe Questi rispetto. si chiamano segnali precoci che non vanno sottovalutati, giusto? E invece viviamo in una società in questo momento dove le donne tanto abbassano la testa e fanno finta vabbè, mi ha fatto la battuta, vabbè, ci sta, sono una donna, invece no, dobbiamo smetterla con questa cultura e fin dalle scuole questo dovrebbe partire. Altro elemento, controllo ossessivo, è vero? Purtroppo sì. Questa è una piaga molto molto sottile. Il controllo ossessivo sta diventando soprattutto per le ragazzine. Perché sottile? Dovrebbe essere palese. No, non c'è la giusta attenzione sul controllo ossessivo. Sembra amore, scambiato per amore? Amore sì, la gelosia è una cosa bella, dobbiamo smetterla con questa frase, perché mi ama tanto, perché quindi mi vuole controllare, vuole sapere cosa faccio, dove sono. C'è un filo sottile tra la gelosia e l'ossessività. Giusto. E purtroppo su questo io farei una materia di studio già dalle elementari, perché anche noi donne più mature a volte cadiamo in questa trappola. Non c'entra niente questo, è vero? La gelosia giustificata come troppo amore è la nostra una cultura, è una cultura radicata soprattutto nelle nostre zone e questo concede agli uomini, perché noi glielo permettiamo, di pilotare anche le nostre giornate e la nostra vita con la maschera che si chiama amore. Non solo, che significa poi in tanti casi purtroppo noi che facciamo questo mestiere lo vediamo nei casi di cui ci occupiamo al telegiornale, l'obbligo di isolarsi o richiesta di isolarsi. Quelli sono i segnali terribili proprio che sono... Non sono così lampanti, però quando una vittima c'è dentro le posso garantire che vede tutto come una forma di protezione dentro un'ampolla, ecco. E quindi è tutto, magari gli altri dal di fuori ci guardano con aria allarmata, invece per noi è tutto per il nostro bene, e se si cade in questa trappola del bene la vittima diventa un burattino nelle mani del manipolatore. Queste importanti cose che lei sta dicendo le diffonderete in queste riunioni periodiche, ma è giusto farle nelle scuole. Lei ha detto già dalle scuole, diciamo, quelle che una volta si chiamavano le elementari, diciamo, e anche fino alle superiori, anche nelle parrocchie voi insistete per questo, è vero? Sì, noi siamo molto attivi in tutta la comunità, possiamo dire catanese, ci siamo anche spinti anche in altri comuni, devo dire che ci hanno contattato da Cireale, Mister Bianco, siamo andati a Messina perché hanno creduto in questa iniziativa. Io vorrei lanciare, è da tanti anni che dico questa cosa ma ancora non è pilotata purtroppo, ho avuto il piacere di collaborare con delle scuole di Catania, la Lucia Mangano, l'Olivetti in Piazza Roma. Siamo entrati con un corso all'interno dell'ora di educazione fisica. È stato meraviglioso perché tutte le settimane queste ragazze invece di fare educazione fisica facevano difesa personale e abbiamo aperto uno sportello pedagogico dove dopo le prime antipatie, le ragazzine a 16 anni hanno questa forma di riluttanza, si sono aperte, hanno raccontato cose veramente personali, quindi io vorrei che la scuola intervenisse, però da soli
Cioè, io ho un'associazione, collaboro con chi mi apre la porta ed va bene, però se le scuole, le istituzioni facessero qualcosa in più, perché no? Perché no? L'ora di educazione fisica non farla diventare, affiancando il professore di educazione fisica, un corso di difesa personale? Ma non può dar luogo a pregiudizio questo, scusi la banalità della domanda? Purtroppo non è così semplice. Al momento è così. Al momento è così? Sì. Però lei è favorevole certamente al fatto che ci sia educazione, ora si chiama amorosa, sentimentale, però anche sessuale, nelle scuole superiori con consenso informato. Lei che ne pensa? Dei genitori si intende? Sì, sono favorevole con consenso informato dei genitori, credo nella consapevolezza delle donne, anche delle piccole donne, di ciò che fanno e di come lo fanno, quindi questo è fondamentale se c'è però una cultura alla base di consapevolezza. Diamo un appuntamento 24 novembre a Catania. Continuiamo, saremo nei locali di Piazza Scamacca, una manifestazione culturale, il mondo delle belle arti scenderà in campo perché noi crediamo che l'arte possa veicolare qualunque tipo di sentimento e di innovazione e quindi ci sarà un percorso di scrittura, la presentazione di un libro, una mostra d'arte, ci sarà il maestro Santo Torre, promuoveremo ancora questi corsi ma faremo parlare in questo caso l'arte avvicinando i giovani a un altro mondo che purtroppo a volte si sta perdendo, quello delle belle arti. Belle arti. Beh, fateci sapere, noi certamente parteciperemo. Complimenti, grazie per tutte queste informazioni che ci ha dato la Presidente dell'Associazione Donne Vietato Morire, Valentina Capezzi. Appuntamento oggi pomeriggio alle 5:30 via Scilla 9 a Catania e poi il 24 di novembre lo racconteremo al telegiornale. Adesso una breve pausa e poi avremo tra noi la nostra collega Adelaide Barbagallo con il suo nuovo libro scritto con Salvatore Bucolo. A più tardi, state con noi, arriviamo. Riprende il Buongiorno Sicilia io sono felicissimo di avere qui in studio la collega Adelaide Barbagallo e Don Salvatore Bucolo, coautori di questo libro appena pubblicato da Porziuncola che si intitola Solo i morti risorgono, ma non Adelaide in senso letterale, vero? No, infatti il titolo è un po' provocatorio perché non si parla solo di morte fisica, ma chiaramente ciascuno di noi nella nostra vita sperimenta sempre dei momenti di dolore. Ecco. La perdita di un figlio, ma non necessariamente un dramma così eclatante, ma anche la fine di un rapporto, il passaggio dall'età dell'adolescenza a quello dell'età adulta, no? Sono piccoli momenti che ci fanno distaccare da una situazione e ci proiettano in un'altra. In quei casi, padre Bucolo, che cosa occorre fare? Cosa si potrebbe fare quando uno si sente morto dentro? Allora, quello che io ho avuto modo di sperimentare è quello di aver incontrato queste persone, perché il libro parla di storie concrete, qui non ci sono tecniche, non ci sono proposte, sì, c'è un tempo in cui si annunzia la parola, ma principalmente sono testimonianze di persone che nella loro carne hanno sperimentato il dramma, sono sprofondati nell'abisso, poi a un certo punto, uso un termine forse non comune in questa sede, per grazia, solo per grazia, hanno sperimentato la forza della fede. Per cui anche l'immagine stessa del libro vuole indicare questo sprofondare. Sì, perché si vede, ecco, lo vedete alle nostre spalle, quest'uomo sott'acqua che sta sprofondando nell'abisso, che in fondo è la condizione di tutti gli uomini. Infatti il primo capitolo del libro è chi non è morto, chi è quella persona che può dire nella sua vita non ha sperimentato le sue morti, quindi è una condizione naturale di ogni persona. Vuoi farci qualche esempio di figure che avete incontrato insieme? Appunto, io anzi volevo dire, Michele, che
in parte ci sei anche tu in tutto questo progetto, perché è nato anche da una trasmissione televisione che si chiama Parliamola, certo. alla quale tu hai creduto. Beh, come e quindi sono state bellissima trasmissione. Sono state persone ospiti da noi, ma posso ricordarmi una donna che con il marito aveva un rapporto bellissimo, almeno così lo era per tutti, ma anche per lei, insomma, entrambi andavano in chiesa, stavano benissimo insieme e insomma alla fine arrivato a un certo punto lui la lascia per andare con un'altra donna, no? E fu un momento di diceva come mai, come eravamo così uniti, andavamo in chiesa, condividevamo tante cose insieme e poi uno immagino come si sarà sentita. Si è sentita, oppure un'altra donna che invece ha perso tutti ma non la fede, per esempio, ha perso il marito con una malattia grave e la stessa malattia è toccata anche alle sue 2 figlie, quindi di colpo questa donna si è trovata da sola. Don Bucolo, gli psicologi questo un po' lo dicono, no? Cioè, dalla caduta può esserci la ripartenza. Voi qui lo fate attraverso le scritture soprattutto, o no? Anche attraverso le scritture, anche perché il testo è un intreccio fra le testimonianze e la Sacra Scrittura. E vediamo come le storie bibliche, tipo Davide, un uomo che ha raggiunto i massimi livelli, anche lui è sprofondato nella perdita di un figlio. Quindi la cosa straordinaria è vedo come Dio parla sia tramite la scrittura e sia tramite le persone, cioè le persone sono stranamente l'incarnazione di quella parola viva e quindi chiaramente il libro nasce dall'intento, non possiamo non dimenticare queste pagine di queste persone, un modo per dire perché rimangono indelebili e perché tutti possono ritrovarsi in questo libro. Tra l'altro c'è anche una dedica che leggo. Certo. A te che leggi, perché è rivolta al lettore, a te che leggi, perché nel buio della tua storia d'amore possa percepire il profumo, il sapore e il calore della risurrezione. In fondo chi legge sono parole si bellissime. ritrova in questa storia. Il profumo, il sapore e il calore della risurrezione è stupendo questo. Sì, perché è un libro che vuole donare speranza alle persone, non è un libro che racconta storie tristi, ma sono tutte storie di luce, storie belle, delle testimonianze così forti che sicuramente potranno essere utili a chiunque le legga. Certo. Perché tutti sperimentiamo dei momenti di sofferenza, di dispiaceri, di delusione, insomma fanno parte della nostra vita. Come no? Ma il fatto che lo si possa fare attraverso la fede, attraverso una esperienza diciamo così, di rapporto col divino, di rapporto con... Esatto, che tra non l'altro... più soltanto attraverso gli strumenti della psicologia, certe volte un po' raffazzonata che cerchiamo noi qua e là, invece così c'è qualcosa di più profondo, no? Che tra l'altro la fede è un dono, non è una decisione, non è una mia presa di posizione, è un dono. Se volessi raccontare proprio la storia di una donna, gli è morto il marito, poi scopre che il marito ha trasmesso questa sua malattia alle 2 figlie, quindi sono morte entrambe le figlie e questa donna viene in questa sede per dirci ho perso tutti, perché ha perso tutti, ma non ho perso la fede. Dinanzi a questo dico, ma come fa? Come fa una donna che è stata azzerata nei suoi affetti più importanti a dire questo? Appunto è una grazia. E per cui il libro... o anche le testimonianze vogliono in qualche modo, uso questo termine, contagiare la fede, perché la fede non si dà agli altri perché li obbligo o perché anche li convinco, ma perché li contagio. Uno dice, mamma mia, quella donna che ha vissuto questo, e uno dice, ma allora è possibile credere nel Signore? Quindi questo ci mostra la concretezza del Vangelo di Gesù Cristo. Prego. Sì.
quello che mi ha sorpreso molto e mi ha toccato profondamente era il modo come queste persone ci raccontavano la loro storia. Erano persone con una luce, con una serenità, con un sorriso che non può essere mai una finzione. Uno, perché non si viene in uno studio a raccontare cose dolorose e poi dire io le ho superate, cioè lo capisci che c'è una verità in quello che loro ti raccontano. E questa è la forza della loro fede, della loro... Sì, loro lo attribuiscono a questo, certo. E questo è estremamente Loro importante. parlano di È questo. un messaggio importantissimo. C'è un'altra storia che che ti ha colpito in particolare? Guarda, mi hanno colpito moltissimo, moltissimo 3 storie. 2 di persone che non si conoscono fra di loro, affette da SLA. Noi sappiamo quanto sia invalidante questa malattia. Queste persone ci hanno parlato attraverso un computer perché non riescono più nemmeno a usare la loro voce. Mamma mia. Tu ti aspetti che queste persone siano tristi, ti dicano, come molte volte accade, sentendo anche, noi facciamo questo lavoro giornalisticamente parlando, quante volte nei telegiornali raccogliamo le testimonianze di chi invece vuol si appella al fine vita. Esatto. E invece queste persone non solo non chiedono il fine vita, ma uno, Salvo, che poi ha anche scritto a sua volta un libro, dice: la vita è bella, adesso è diversa da come io la vivevo, però la vita è bella lo stesso e va vissuta fino alla fine. Ma questo è maraviglioso, riuscire ad arrivare a lì, sai, rimani così, perché dice, ma quest'uomo non può fare, è anche una donna, ne abbiamo avute 2 esperienze di queste, immobili in un letto, ti parlano con un computer, con la voce di un computer e ti dicono che la vita è bella, però hanno degli affetti accanto. È un libro di testimonianze meravigliose, queste che ci avete accennato e che si ritrovano qui. Solo i morti risorgono con la fede, dice il sottotitolo, per dare luce ai giorni difficili. Edizioni Porciuncola, autori i nostri Adelaide Barbagallo e padre Salvatore Bucolo, che poi ritroveremo insieme il sabato e la domenica. Grazie di essere stati con noi, complimenti. Grazie. Adesso facciamo una breve pausa e ci buttiamo su tutt'altro argomento, oroscopo. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna inizia veramente bene in Bilancia, creando degli rapporti planetari decisamente molto più piacevoli. Vediamo nello zodiaco che succede. Ariete, proprio per voi la Luna è in opposizione, quindi occorre essere un po' più dolci e delicati nei vostri rapporti con il partner, soprattutto ammorbidirvi un po'. Toro, oggi la questione è retta da Urano che porta un po' di nervosismo, dubbi e incertezze. Vi ritroverete ad analizzare profondamente una situazione, vi verrà il mal di testa, ma alla fine avrete le idee più chiare. Gemelli, per voi l'opposizione di Urano con Mercurio è un pochino più urticante, proprio perché il vostro pianeta creerà delle piccole incomprensioni, onde ritrovarvi in delle posizioni un po' scomode. Cercate di essere chiari sulle intenzioni e soprattutto di voltare pagina rispetto a qualcosa che vi ha lasciato l'amaro in bocca. Cancro, la vostra oggi genialità sarà tutta nel fare funzionare Giove che proprio viene stimolato da una Luna in Bilancia, Giove sorretto da pianeti molto fortemente, Giove che però con le pretese della vostra Luna fa il paio semplicemente per le grandi ambizioni che in questo momento nutrite. Leone, per voi oggi è una giornata all'insegna della comunicazione. Questa Luna però oggi potrebbe farvi perdere un po' la pazienza, proprio perché vorrete delle risposte abbastanza concrete. Vergine, per voi invece è una questione di visione delle cose. Probabilmente quella Luna in seconda casa malaspettata di Giove vi fa ancora desiderare che le cose possano essere più fluide e gli obiettivi più raggiungibili, proprio perché adesso anelate a qualcosa di veramente più fattibile, più concreto, ma siete stanchi di aspettare nel tempo. Bilancia, per voi oggi la Luna trionfa nei vostri gradi, è una Luna abbastanza gentile, soft, che raccomanda appunto alla delicatezza e alla gentilezza. Oggi sarete un po' più sensibili ed emotivi del solito.
Scorpione, Venere è un po' pigra nei vostri gradi, non forma aspetto, oggi non vuole lavorare scioperata, però sicuramente il Sole sta tessendo delle grandi trame nel cielo, sia con l'appoggio di Giove che con Saturno e Nettuno, quindi sogni, desideri, lavoro ed espansione. Beh, in bocca al lupo, Scorpione. Sagittario. Per voi oggi invece pesa un po' di più del solito l'opposizione di Urano con Mercurio, poco male, basta parlare poco, mentre invece l'energia di Marte vi fa scalpitare e desiderare di fare sport e soprattutto uno dei vostri viaggi. Per ora non è possibile, stiamo calmi un po'. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto piena, proprio perché Saturno, il vostro pianeta, sta confabulando con giganti planetari importanti come Giove, Nettuno e utilizzando la forte energia del Sole, per cui oggi si comincia a fare sul serio per un progetto a lunga scadenza. I vostri sogni, progetti e ambizioni sono veramente al culmine della loro esaltazione. Acquario, a proposito di esaltazione, per voi Acquario che siete sempre molto entusiasti, oggi ci sono tanti aquiloni nel cielo, tanto quanti sono i vostri sogni e i vostri desideri. Plutone vi dà la capacità di poter trasformare tutto, per cui utilizzate questa nuova metamorfosi che vi sta attraversando. Ci sono varie possibilità, una datele anche all'amore. Pesci, per voi oggi è una giornata veramente molto potente, proprio perché gli appoggi planetari che vantate sono assolutamente spettacolari, una giornata in cui potete ricreare un intero universo a vostra misura, a vostro desiderio, per cui usate i poteri di cui siete investiti, le possibilità che avete, insomma, non siate sempre preoccupati di non ferire nessuno. Bene, abbiamo concluso l'oroscopo, le ultime notizie con Luca Ciliberti. Oggi velocemente ti do un po' di curiosità, partiamo da questa. Allora, il governo aumenta i soldi per comprare le sigarette. E allora che cosa succede di riflesso? Aumenta il contrabbando, torna il business miliardario, ci eravamo quasi dimenticato, no? Il contrabbando di sigarette. Eppure l'Italia, che resta sempre il crocevia, diciamo, tra la parte est dell'Adriatico e appunto l'Occidente, resta sempre il crocevia. Guarda il grafico, è veramente emblematico, guarda come è aumentato il tabacco sequestrato. Quindi il governo aumenta i soldi, quindi aumenta anche diciamo, la voglia dei contrabbandieri di portare prodotti illegali in giro per l'Europa. Poi appuntamento, comincia tra un po' le Olimpiadi, no? 2026 Milano Cortina. E adesso comincia anche il giro della fiaccola olimpica. Perché ti faccio vedere questa mappa? Perché questo è il giro che farà la fiaccola olimpica. E ci siamo pure noi in Sicilia. Cioè, l'Etna guarda le Alpi, no? Allora, guarda queste date e ce le segniamo tutte in calendario. 15 dicembre, eccolo qua, la torcia olimpica passerà a Palermo. Poi 16 ad Agrigento, il 17 a Siracusa, il 18 a Catania e poi attraverserà lo Stretto. Quindi insomma un bel momento, diciamo. 4 date a dicembre. 4 date a dicembre per vedere per osservare il passaggio del tedoforo. Altre 2 notizie velocemente, di queste ce ne eravamo accorti noi in Sicilia già da un bel pezzo. TikTok che diventa il social dei malandrini, dei delinquenti, TikTok e pistole, coreografie criminali, emoticon con legami di sangue, musiche neomelodiche, così i boss ostentano il loro potere sui social facendo il pieno di follower, e questa è una bella storia raccontata dettagliatamente dalla stampa. L'ultima notizia, divertente se vogliamo, perché insomma ci dà qualche speranza in più. Aumentano i centenari nel nostro paese, dice siamo un paese per vecchi, e in effetti aumentano i centenari, i super anziani aumentano, sono più di 23.000 nel nostro paese, il doppio rispetto a 15 anni fa. Fra questi c'è chi continua a lavorare anche nel volontariato, chi mantiene un'occupazione, le loro storie. Il nostro posto è qui, quindi il titolo è Lavorare a 100 anni, e qui tante storie che vengono quasi tutte dal nord Italia, però insomma ci danno un po' di speranza, di longevità. Come no, ma ieri alla Maratona di Palermo c'erano 2 ultranovanteni, uno di quasi 90 anni e l'altro 95. Ci fermiamo qui, Luca? Sì, ci fermiamo. Bene. Allora, concludiamo naturalmente l'appuntamento per domani con altri colleghi e per oggi alle 13:30 con il telegiornale di Antenna Sicilia. Buongiorno Sicilia e buona giornata.